Seguiva i bambini, tutti maschietti tra i 10 e i 12 anni, all'interno dei bagni del patronato e li molestava, li accarezzava nelle parti intime e chiedeva ai piccoli di fare altrettanto con lui. Questo, secondo le indagini della squadra mobile di Padova, è il comportamento del pensionato di 73 anni, originario di Trieste, arrestato e ora ai domiciliari nella sua abitazione. L'accusa è quella di atti sessuali con minorenni, almeno 4 le vittime che si sono rivolte con i genitori agli uffici della questura, ma altri potrebbero essere i ragazzini presi di mira ed è per questo che la procura ha dato il via libera alla diffusione della foto dell'uomo, senza ovviamente fornire però alcuna indicazione sulle vittime. Sono stati ovviamente ascoltati tutti con le dovute forme con l'audizione protetta e quindi con personale specializzato, e dalle loro dichiarazioni è emerso appunto che questo soggetto li avvicinava in cambio di caramelle e dolciumi per poi tentare ovviamente un approccio sessuale. L'anziano, secondo le indagini, avvicinava i bambini offrendo dolci e caramelle, si faceva chiamare nonno Romano e una volta conquistata la fiducia scattavano le avance. Uno di loro ha raccontato di essere stato molestato una decina di volte dal pensionato, mentre alcuni genitori un mese fa avevano affrontato l'uomo dopo che si erano diffuse le voci delle molestie, tanto che da un paio di settimane l'anziano non si era più visto al patronato. L'invito che facciamo è che se altri genitori hanno in qualche modo acquisito confidenze dei propri figli, di rivolgersi alla questura perché approfondiremo l'argomento.